Allora, ciao, innanzitutto benvenuto e ti Grazie. volevo chiedere le prime sensazioni che hai avuto come impatto dell'ambiente del Venezia, della squadra, della società, di tutto, insomma, anche del pubblico, ecco. So, what's your feeling about being here, like the impact with the club, with the fans, with the stadium, with Serie A? So, how do you feel about that? What's your first impression about that? I'm very happy to be here. It's my first time in Italy in Serie A, so I'm very excited and very happy for the way my teammates they welcome me and the fans too. Ok, sono molto felice di essere qui, per me è la prima volta in Italia in Serie A e sono veramente molto eccitato di far parte di questa nuova avventura e devo dire la verità, sono anche stato accolto molto bene anche dai miei compagni di squadra che mi hanno fatto subito sentire a casa. Ci riassumi un po' la tua carriera, nel senso, quali sono state le tappe fondamentali che ti hanno formato sia come giocatore che soprattutto come persona? Okay, like, can you just quickly resume your career as a football player, but also as a person? I mean, how you built up you as a man and as a player? Yeah, my career so far has been with a lot of challenges. This is not the first time I'm in the situation like this of the club, fighting to stay in the league. So that make you grow a lot, and new challenge, tough challenge, and it's always a good challenge. Me as a man too, and as a player, I like a challenge. When the thing is difficult, it make you grow. Ok, dice che nel corso della mia carriera ho dovuto affrontare molte sfide, cioè molte avventure sfidanti e non è la prima volta che disputo un campionato per ottenere la salvezza e quindi sono abituato a combattere in ogni partita, in ogni situazione. Queste sono situazioni che ti fanno crescere molto sia come giocatore che anche come persona, perché ti portano comunque a dar sempre meglio di te, a tirar fuori tutto quello che hai e quindi sono abituato alle sfide difficili, ecco. E che cosa ti ha convinto ad accettare la proposta del Venezia? In altre parole, come sono andate un po' le trattative? So why did you decide to come to VFC? What made you think that this is a good opportunity for you? What makes me want to come here? It was Filippo. He showed that they really wanted me, so it always feels good when someone wants you, desires you, and so when he talked to me about Venezia and Serie A, of course it's another step, a big step for me, because there is a lot of difference between French second league and Serie A. So it's just it's a good move for me to play in Serie A and for this club. Allora, la cosa che mi ha convinto è stato il direttore Antonelli, quando ci siamo parlati e mi ha fatto capire quanto volesse portarmi a Venezia e quanto credesse nelle mie qualità, e mi ha fatto capire che mi voleva fortemente. Questo mi ha fatto veramente convincere di essere desiderato qui, e questo mi ha fatto sentire importante. Quando mi ha parlato di questo progetto, del progetto del Venezia, della Serie A, di quello che si vuole fare, si vuole costruire qui, mi ha affascinato e mi ha convinto a venire qui. È una sfida importante perché passo comunque dalla Serie B, diciamo, francese alla Serie A, quindi è molto sfidante per me, è un'avventura importante e ci tengo a fare bene. So what about your debut in Serie A?
How did you feel? Did you find the difficult things? Is like much difference between France and Italy? Yes, it was good. Personally, it was okay. I think we can accept it because it was the first game. But I know I can do much better, and there's a lot of space to improve individually and as a team too. And it's different. It's different. Beaucoup français. a lot of quality. Even the small team, they have 3, 4, 5 players, really good technically, and tactically too is very different. It is another level. Yeah. Ok, credo che tutto sommato sia andato bene il debutto, sono contento perché era comunque la prima partita ed ero arrivato anche da pochi giorni, quindi per essere stato il mio esordio direi che è andata bene, ma sono convinto di poter fare meglio sia individualmente che anche come squadra. Sono convinto che possiamo fare meglio, possiamo crescere. E poi un'altra cosa che ha detto è che qui in Italia rispetto alla Francia si percepisce proprio il salto di qualità. Ogni squadra ha 3-4 giocatori almeno molto importanti, molto forti, e soprattutto tatticamente si percepisce proprio la differenza rispetto al campionato da cui provengo, quindi insomma è chiaro che il livello è differente, ecco. Okay, your impression about your new coach Di Francesco, what did he ask you, what did he tell you when you met him? I think what he wants from me is to try to play. I think it was the profile it was missing in the squad. I left central back with quality to build up, you know, and fast as well. So it's pretty that I'm trying to do to be good with the ball and without the ball too. So yeah, we are working together. I'm learning with them the tactical things because it's different, you know. And basically it's that. Ok, quello che mi ha chiesto il mister è di giocare, cioè di giocare con la palla e quindi essere proattivo all'interno del gioco. Il ruolo in cui sono stato posizionato è braccetto di sinistra, e in questo ruolo l'allenatore richiede sia di sapere impostare la manovra, quindi giocare la palla, quindi non solo diciamo difendere ma anche essere in grado di impostare la manovra, e anche qualità di velocità, quindi qualità anche di corsa e atletico, quindi questo principalmente è quello che mi ha chiesto l'allenatore. Naturalmente sto cercando di imparare il più velocemente possibile quelle che sono le richieste anche tattiche da parte sua, e stiamo lavorando anche su questo naturalmente per entrare sempre di più nei meccanismi di gioco della squadra. Ok, capito. I can play in 3-4 positions, you know. When we play back 4, the last 2 seasons I did central back, but I was formed when I started playing this left back in the back four. Sorry. Like the fourth player. Yes, but I also played already quinto. Da quinto, ok, quinto. sì. And the back 3, so the central in the left too. So I can do the 3 position with no problems. It's just to know what the team needs and that I'm available to do what the coach asks. Ok, sì, è vero, abbiamo giocato nella difesa 4, sono cresciuto diciamo all'inizio della mia carriera
anche appunto giocando in una difesa a 4 da esterno, però poi nel corso della carriera ho fatto anche il quinto, quindi so giocare anche da quinto, così come so giocare naturalmente nella difesa a 3 in posizione centrale o comunque braccetto di sinistra, quindi diciamo che nel corso della mia carriera ho ricoperto un po' tutti i ruoli, cioè diversi ruoli, diciamo queste 3 posizioni principali le ho ricoperte e credo di poterle fare. Quello che conta in realtà è mettersi a disposizione poi della squadra e lui a disposizione insomma dell'allenatore per giocare nel ruolo che gli chiederà, visto che comunque bene o male nel corso della carriera ho ricoperto tutte le posizioni. Is there a player like that inspires you in some way? I mean, as it could be like a defender, or it could be in general if there is someone. In general, it's Messi, you know, because when I grew up, I used to play striker, striker, winger, so it was always Neymar, Messi. But defender, there are very good defenders in the world right now. I like a lot Van Dijk. I think it's a very, very good defender, leader, you know. Yeah. And I like Van Dijk. I like a lot of good players, like in the big teams, what they do with the ball, without the ball, their leadership, you know. Okay. So that's it. Ok, dice che in generale naturalmente il giocatore che l'ha ispirato di più quando è cresciuto come ragazzo era Messi, perché comunque poi magari da bambino eccetera gli piaceva giocare attaccante o da ala, quindi naturalmente come crescendo in questa era ovviamente Messi era il simbolo. Poi parlando invece di difensori, le grandi squadre sono tutte dotate di grandi difensori. Probabilmente lui ha citato Van Dijk per le doti anche di leadership che ha, ma in generale lui guarda ci sono tanti difensori estremamente validi nelle grandi squadre. Le doti che ha citato lui sono la leadership e anche come si comportano sia con la palla che senza palla, quindi lui quando guarda le partite cerca di notare questi aspetti. Van Dijk l'ha citato proprio tra le altre cose proprio per la leadership.